Ciao a tutti dal Comendone veneziano, sono stati su Fly Simulator e siamo a Stoccarda. La tappa di oggi è Stoccarda Venezia, così arriviamo un po' a Venezia, ho bisogno un po' di tornare a casa mia. Siamo con l'Aero Wings a 320, è un volo di 140 miglia, adesso come potete vedere avevo il traffico reale perché è uscito un programma che simula il traffico reale con le compagnie reali, una cosa fantastica. E niente, stiamo caricando un po' il catering, bagagli, robe così, e i passeggeri ovviamente. Bene, allora qua diciamo che abbiamo fatto tutto. Possiamo disconnettere qua. Perfetto. Pioggia importante qui a Stuttgart. Pioggia importante. Allora torna all'autorizzazione. Chiediamo rollaggio. Ok. Mi chiedi il push cats. Ok, ne dobbiamo sterzare a sinistra. Non so quanti aerei, ma però sono tutti fermi, non c'è un decollo. No, il meteo, che cacchio. Abbiamo la mappa. Molto regolare. Perfetto. Togliamo i freni di parcheggio. Ok. Che tempaccio, signori, che tempaccio. Tra poco andiamo con il push cazzo a sinistra. Condizioni non proprio idealissime per volare, eh? Ok. Condizioni un po' così. Ok. Interruzione. Ok. Perfetto. Condizioni veramente difficili. Boh. Allora adesso qua mettiamo i freni. Ok. Adesso aspettiamo. Il rullaggio. Sta rullando anche un altro Aero Wings, benissimo. E abbiamo un po' di traffico. Ora come piove, raga. Pioggia importante, signori. Ok, siamo proprio dietro a un altro aereo, perfetto. Vediamo un po' il fuori, se qualche altro... E ne abbiamo dietro... Oh no. Traffico important, very important. In un inglese perfetto. Ha smesso di piovere anche. Ha smesso di piovere. Ok. Ma qua sta aspettando qualcosa? Non vedo aerei. Tanto questo è fermo. Mi avvicino un po'. Oh, vecchio che ci sono il clacson.
Perché non parte? Sono il clacson a sto stronzo. Ah, oh! Andiamo a partire. Dopo un po' di attesa. E andiamo. Ha smesso anche di piovere, incredibile. E andiamo verso la nostra e cara Venice. Calma di vento. Tutto regolare, tutto iper regolare. E andiamo. Ok. Perfetto, aspettiamo un attimo prima di... Ok. Sistemiamo. Ok, perfetto. Molto bene. Salutiamo Stuttgart Sender con un traffico mostruoso. E andiamo. 250 subito. 250 e comincia a ripiovere. Ritorna la pioggia. Il pioggione tedesco, fiori. Ok. Sarà un volo veloce, 240 miglia di passione. Ok, ci stiamo portando in rotta. Eccola qua la pioggia che scende giù dal cielo. Ok, perfetto. Qua alla nostra destra abbiamo l'aeroporto. E noi siamo in salita per 250. Devo un po' capire come funziona diciamo, il programma per il traffico, perché so per esempio non vedo traffico in volo, ma c'è, anche perché lo leggo. Devo migliorare un po' le impostazioni probabilmente del programma stesso. Mamma mia, scusate, ragazzi, sono veramente in condizioni bibliche. Mamma mia, non si vede one mazz. Ok. Aspetta un attimo. Ok. Pioggia torrenziale. Devo salire di un bel po' per cominciare a vedere il cielo blu. Mamma mia. Contattabile non è il nostro, però. E saliamo, e saliamo.
Mamma mia che condizioni, il Cube si becca solo condizioni mostruosi di volo, fioi. Non si vede one mazz. Mamma mia che vento anche, vento c'è? Adesso non piove più. Dobbiamo superare sto banco di nuvole mostruose, adesso qui comincia a piovere. Però vediamo che comincia un po', vediamo un po' di verde, vediamo. Oh. Tra un po', secondo me, cominceremo a vedere i primi colori blu. Lo so, lo pretendo. Contattare Monaco Sena. Quindi abbiamo la perturbazione a destra e a sinistra. Adesso non abbiamo pioggia. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Scusate ragazzi, un momento di panico. The panic moment. The panic moment. Raga, stiamo cominciando a vedere un po' di luce. Mamma mia, ma cos'è sta Germania oggi? Una Germania veramente, veramente con perturbazioni importanti. Siamo ancora in salita per 2,50. Noi possiamo vedere il volo. Non è lunghissimo, andiamo giù, ci facciamo le Alpi. Insomma, arriviamo. 240.000 è poco, raga. È poco, poco, poco. Raga, spettacolo puro, siamo in salita per 3-9-0 e finalmente vediamo un cielo sereno, porca miseria. Con il nostro Eurowings. E si gode. Comunque gli ultimi driver hanno un po' appesantito il gioco, zio Kane. Forse troverò quelli vecchi. Quando si fa questa tratta con le montagne, così con le Alpi, è sempre one spectaculous. Che tempaccio, raga. Qua a Venezia, che dobbiamo atterrare, è nuvoloso, ma in giro c'è perturbazioni importanti. Ok, siamo già in discesa, ci abbiamo già chiesto di scendere a 3-1-0. Non mancano secoli, comunque. Mancano per niente secoli. Volo leggero per rilassarci un po'. In lontananza qua cominciamo a vedere Venezia. Stiamo scendendo a 4000. Non siamo lontani dalla gloria eterna, ragazzi. Quindi l'atterraggio perfetto. Il tempo è proprio come lo vediamo qua, dal vivo, nuvoloso. Però nessuna perturbazione per il momento. Guarda l'arco. Ciao, Fio, i vari arco, signori. Potremmo fare qua la foto. Vediamo come viene. Ok, Beppe, ok. Allora, 1, 2 e 3. Siamo in grossa discesa, raga. Siamo in discesa pesante, siamo. Raga, ci stiamo allineando. Stiamo andando piano pianino per non rischiare cagate atomiche. Siamo perfetti. Stiamo allineando la pista di Tessera di Venezia, fiori. La mitica, meravigliosa, perfetta Venice. E il meteo è proprio completamente identico a quello che vedo io fuori dalla finestra, cioè una merda. Abbastanza biblicotta. Ecco, l'aeroporto è qua. Ma lo conosciamo bene. L'aeroporto ci ha dato molte soddisfazioni in carriera, dove c'è stato anche l'ultimo volo con Flight Simulator X. Mamma mia. Un gioco, un simulatore che avevamo bruciato praticamente. Ok.
Stiamo allineando perfettamente. Vedi che mi porto sempre un po' avanti con le procedure perché sono, come si dice, io vado un po' per i cazzi miei. È un po' così. Questo è un po' come si dice, il comandamento comandiano. 7 miglia a sud-ovest, perfetto. Autorizzazione alla pista, boh, perfetto. C'è solo autorizzazione all'avvicinamento intanto. Volare. Sarà lunga adesso, sarà eterna. Ok ragazzi, stiamo arrivando, però c'è vento, figlio, c'è vento perché abbiamo l'autorizzazione ovviamente, ma abbiamo vento. Venezia di qua, ma la conosciamo. C'è un bel ventazzo. Ma c'è qualche linea così, un po' curiosa. Ogni tanto vediamo, poi scompare. Ma tocca a noi adesso, tocca a noi. Ok. 500. Ma che vento, ragazzi. 400. Siamo un po' veloci, eh. Ok. Qualche alberello in più che non dovrebbe esserci. Questo è un piccolo bug, ragazzi, non è colpa mia. C'è qualche albero in più a tessera. Ok. Sono arrivati anche bene. Molto bene, molto bene. Ok. E possiamo anche girare, mamma mia. Qualche alberello in più non fa mai male. Buono. Adesso fermiamoci un attimo. E andiamo al gate. Tutti al gate. Tutti al gate, tutti al gate. Tanto qua. Ho dimenticato, vabbè, le luci di atterraggio sono un optional, benissimo. Ok. Sono le licenze poetiche. Perfetto. Siamo arrivati, comunque bene, bell'atterraggio, dai, che questo periodo non sto volando molto, sinceramente, ho altre cose da fare, però ogni tanto ci sta. C'è da dire che spero che migliorino i driver perché vedo un po' più in difficoltà rispetto ai penultimi. Facciamo il parcheggio. Parcheggiamo la bestia. Direi ci hanno dato anche un parcheggio abbastanza vicino per fortuna. Qui a Tessera Senna. Ok. Qua c'è uno della sicurezza che sta telefonando, perfetto. Molto bene. Allora. Ok. 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 Ok.
Perfetto. Mettiamo connessione, bagagli e catering. Dovremmo esserci. Eccoci qua. Perfetto ragazzi. Siamo arrivati bene. Qua abbiamo altri aerei, Volotea, Air France, Lufthansa. Un po' di roba ce l'abbiamo in giro. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Grande volo per ripartire. Alla prossima. Ciao!